il sole di Venice Beach, ragazze splendenti sfilano, comparsi sicuri, un sogno raggiunto, la bellezza nel loro sguardo splende. Oh, mi sveglio. E che accoglie sempre queste serate con grande entusiasmo, ecco. A noi fa molto piacere essere qui perché Elisa con il suo staff è garanzia di un'organizzazione fatta bene, di uno spettacolo che riesce a intrattenere le persone, che riesce anche a dare un messaggio, perché la cosa importante, e lo dice il titolo stesso, è che riusciamo a fare un evento che coinvolge tutta la costa. Per portare nelle vostre tavole dei prodotti eccellenti. Dico bene, Giovanni? Buonasera a tutti intanto, sì, benissimo Elisa. Grazie per avermi invitato qui intanto, è sempre bellissimo. Allora, tu quest'oggi ci fai una battuta al coltello, che ormai insomma l'abbiamo imparata, però ogni volta dicono sia sempre più buona. Io quest'oggi mi sbizzarrisco con le eccellenze del territorio veneto, partendo dai prodotti caseari, quindi abbiamo una casatella e il burro, abbiamo poi i prodotti del mare, quindi con le acciughe del territorio e i moscardini di caule. Siamo arrivati nella zona naturalistica di Cortellazzo. Alle mie spalle abbiamo la spiaggia del Mort, oggi santuario naturalistico e simbolo della biodiversità. Gloria, qui incontreremo il biologo Andrea Tomei che ci racconterà di tutto e di più su quest'area. Non so se mi credi, allora vogliamo la ragazza in piedi, se l'unico possiamo, tu sei la mia lady, allora vogliamo, so già che lo vedi, sbagliamo mano a mano, se non in questa vita nella prossima, lasciare lontana per portare i fiori in città, volare in alto per un giorno, per un secondo, la sensazione di poter ficcare in volo. Ci siamo? Giovanni, stai perdendo il colpo! Vai, vai Giovanni, dai Giovanni, su! Forza Giovanni, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Il concorso di Miss Venice Beach. Partiamo da Jesolo. Questo concorso splendido che ci ha accompagnato per tutti questi anni a brevissimo inizierà, quindi vi do un bacio, seguiteci numerosissimi nella diretta che ci saranno un sacco di cose speciali questa sera. Tra pochissimo arriveranno le majorette di Jesolo e quindi a tra pochissimo. Bravissime le nostre majorette, le Magic Star di Jesolo! Un applauso! Ma soprattutto a queste piccole new entry che ci hanno fatto impazzire di gioia, bravissime ragazze, complimenti! Complimenti, intanto mi fa davvero piacere vedere questa piazza Milano così gremita di gente. Stiamo per iniziare la 15ª edizione di Miss Venice Beach e sempre qui su questo palco di Piazza Milano. Per me è un orgoglio, è per questo che ringrazio davvero con il cuore, mi sento un po' anche Barbara D'Urso ma non lo sono, ma ringrazio con il cuore il sindaco Christopher De Zossi che per la 15ª volta ci ha accolto qui in questa sua città. Un gelato, Giusy, eccolo qui, grazie. Sindaco, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti, grazie Elisa, ben arrivata a te a Jesolo anche per quest'anno e buonasera a Piazza Martini che accoglie Piazza Milano. Piazza Milano, ho già fatto la gaffa, mi perdonerete ma serve per dirlo più volte, quindi Piazza Milano e che accoglie sempre queste serate con grande entusiasmo, ecco. A noi fa molto piacere essere qui perché Elisa con il suo staff è garanzia di un'organizzazione fatta bene, di uno spettacolo che riesce a intrattenere le persone, che riesce anche a dare un messaggio, perché la cosa importante, e lo dice il titolo stesso, è che riusciamo a fare un evento che coinvolge tutta la costa e in questo ricalca un po' l'impegno che come destinazioni della Costa Veneta stiamo portando avanti, che è quello di non pensare esclusivamente come singola destinazione, ma come Costa Veneta, come un prodotto che raccontiamo all'Italia, all'Europa e direi al mondo, e quindi anche la bellezza della Costa Veneta che raccontiamo appunto al mondo. Quindi grazie per questa iniziativa che parte da Jesolo ma tocca tutte le altre destinazioni della costa. Ovviamente questa è la serata anche per parlare di Jesolo, quindi è uno degli eventi che dà l'avvio un po' all'estate e ci permette anche di ringraziare tutte le persone che danno sempre fiducia alla nostra città, perché
Jesolo è grande. Nei giorni scorsi siamo stati insigniti del titolo di regina delle spiagge da una importante ricerca. Ovviamente Jesolo è grande grazie all'impegno degli operatori, grazie in parte all'impegno dell'amministrazione, ma grazie anche a tutte le persone italiane e non che ci danno fiducia ogni anno e che continuano a visitare la nostra città. E noi per premiare anche i nostri turisti e le persone che visitano Jesolo cerchiamo anche di ospitare eventi di qualità che riescano a intrattenere, Grazie. che riescano a gustare anche la serata, e quindi grazie davvero a voi per aver scelto ancora Jesolo, e buona serata e buon proseguimento, buona estate a tutti quanti. Grazie Sindaco, buona continuazione. So che questa sera hai lasciato il tuo braccio destro, quindi l'assessore al turismo Alberto Maschio, alla giuria, e insomma vedremo chi vincerà, perché voglio ricordare questo diciamo giochino che ho fatto poi nei daytime. Jesolo è stata la location che ha trovato più Miss Venice Beach in carica, quindi su 15 anni di edizioni Jesolo ne ha trovate 5, quindi chissà che sia di buon auspicio anche in questa occasione. Sì, assolutamente, anche quindi auguriamo a tutte le ragazze una buona serata e soprattutto di divertirsi e di trovare anche da questa esperienza un motivo di crescita e un'esperienza che appunto possa essere utile a loro per tutta la vita. Ecco. Grazie Christopher, buona continuazione. E ogni tanto serve il contatto, serve quel goccio di tequila, quel sapore di mango. E come sale, brucia e fa male, ma senza lei non c'è sapore. Non posso stare, sei come tutte quelle onde in mezzo al mare, fanno paura ma mi piace, amo rischiare. E lei che mi fa tornare sempre dopo le 3, mi fa scordare quasi come mi sento, tanto ricordo solamente il suo accento tropicale. E lei che mi fa sognare ad occhi aperti la notte, cosa ci faccio con lei? Sembra una miss, le chiederò bis a 2 passi da qui, ma solamente lei che ti prende senza parole, basta uno sguardo e vado in gover. Ti prende dritto nel cuore senza sapere manco il tuo nome, notte pazza ma mi ispira, mentre ballo un po' mi sfida. Io la seguo senza fatica, incrocio le dita, mi segni sulla bocca, ma è solo colpa nostra, la pelle che si tocca. Amo la vita loca, ma è più loca con lei. E lei che mi fa scordare quasi come mi sento, tanto ricordo solamente il suo accento tropicale. Lei che mi fa sognare ad occhi aperti la notte, cosa ci faccio con lei? Sembra una miss, le chiederò il bis a 2 passi da qui, ma solo a lei che da qui, ma solamente a lei che Miss Venice Beach 2025, 15ª edizione, prima tappa Jesolo, Piazza Milano. Presenta Elisa Bagordo. Buonasera pubblico di Piazza Milano, siete ancora di più di prima, che piacere! Allora, innanzitutto vorrei un calorosissimo applauso per le Miss in carica, quindi le Miss fasciate, ovvero le ragazze che hanno partecipato su tutte le tappe del tour lo scorso anno e hanno vinto una fascia durante la finalissima. E poi Davide, muratore, che ha cantato questa bellissima sigla dedicata proprio a lei che sarà la nuova Miss 2025. Quindi ragazze, Gloria,
Martina, Laura, le nostre ballerine storiche, assieme a Sofia, Cosima, Maddalena, Carlotta e Camilla, un'altra delle nostre ballerine, ci terranno compagnia tutta la sera, sia sul palco che nel villaggio delle Miss, quindi io direi che siamo pronti per iniziare. Andiamo a prepararci. Brave ragazze! Vado subito a presentare la giuria di questa sera, una giuria d'eccezione che dovrà tener conto delle nostre ragazze per la presentazione, quindi si presenteranno con il primo voto, dovrà tener conto del portamento, quindi per la sfilata di moda, e terzo ed ultimo voto quello di interpretazione, dove ognuna di loro si presenterà con un talento che racconta la propria personalità. Quindi andiamo subito dall'assessore al turismo Alberto Maschio, ben arrivato. Direttore del Consorzio Sigillo Italiano Giuliano Marchesin. Edoardo Vettorello per EIWA con Tino. I ristoranti ci fai mangiare bene, Edoardo. Davide De Bortoli, il nostro giornalista del cuore del Gazzettino. Filippo Lonigro, responsabile di pista per PCK, nostro partner. E poi abbiamo una lady che è Giorgia Vianello, che dovrà, diciamo, controllare, verificare la sfida del talent cantanti in collaborazione con Radio Wow. Insomma, questa serata ne avremo davvero delle belle. Se siete d'accordo io andrei subito a conoscere le ragazze. Sono 15, si sono preparate da questo pomeriggio e anzi facciamo così, vediamo se è pronta perché non lo so. Voglio presentarvi prima un'altra persona, andiamo un attimo a sbirciare dietro le quinte come siamo messi. Fede, come siamo messi? Non sento voci. Vabbè, allora intanto vi spiego com'è il primo voto. Il primo voto è il voto di presentazione, ovvero le ragazze escono, si presentano e si raccontano, indosseranno tutte un bod ufficiale di gara, che è quello di Miss Venice Beach, e le conosceremo, diciamo, è il voto, come dico io, di primo impatto. E voi dovete dare una votazione che va dall'1 al 10. Non mettete i mezzi voti, se no diventiamo matti. Siamo Miss, non matematiche. Allora, io inizierei con la prima Miss, o se no, anzi, chiamiamo i nostri primi due partner della serata. Abbiamo già ringraziato il Comune di Jesolo, il patrocinio della Regione Veneto, il Comitato di Piazza Milano con la Presidente del Comitato Tania Menazza, EIWA Sport Spa, PCK Carte Elettrici di Mestre, Suerte, i nostri nuovi gioielli che portano fortuna, Barchetti concessionario con le auto BYD, quindi l'elettrico, Atelier Venice per l'abbigliamento che si trova a San Donà, Alfaro Boutique che si trova qui a Jesolo, Urban 31, i parrucchieri che hanno le parrucchiere, Ilaria e Marica che dietro hanno allestito diciamo le acconciature delle nostre concorrenti, Bike, le bici elettriche 100% made in Italy in provincia di Treviso, e qui dulcis in fundo li voglio sul palco, Mauro Bon con la figlia Gaia Bon, venite ragazzi, e poi Alessandro Mandruzzato che fanno parte del consorzio Promo Vetro, perché hanno realizzato, venite pure, salite, hanno realizzato la nuova corona di Miss Venice Beach e lo scettro. Venite pure, cosa succede dietro? Avete perso la corona? Diciamo di no, è la prima serata, già qualcuno si è fregato la corona. Mauro, venite fuori voi intanto, venite, c'è anche Alessandro. Dov'è Alessandro? Un applauso ai nostri maestri vetrai, microfonino, eccoci qui, vieni Alessandro Mandruzzato e Mauro, due veterani del vetro di Murano. Allora, avete realizzato due opere d'arte uniche che andranno come premio alla nuova Miss in carica, dico bene? Allora, come le avete pensate? Non svegliamo nulla, dopo sfileranno. Innanzitutto il colore è partito con l'idea dei colori del mare. Okay. Abbiamo pensato soprattutto quest'anno fare un colore azzurro, appunto perché richiamasse il mare, Miss Venice Beach. E così hai dato via la fantasia. Alessandro, il tuo invece è... cioè brilla di luce propria il tuo... Ho pensato una cosa un po' il tuo brillante, ecco, qualcosa di brillante che prenda corpo con la luce.
perché l'ho pensato tutto in cristallo di modello. E allora, se siamo pronti per vederli, ci mettiamo a lato, la chiamiamo, c'è la musica DJ, Miss Venice Beach, in carica, Gloria Martin! Cammino sulla sabbia dorata, il sole bacia il mare. Gloria, ben arrivata! Allora, brividi di luce propria, mettiamo bene questa fascia. Allora, abbiamo visto lo scettro in cristallo, fallo ben vedere perché è davvero una meraviglia, un'opera che andrà alla nuova Miss Venice Beach 2025, e la corona che indossi come si chiama? Acquamare, quindi in perle fatte a lume di acquamare. Allora, stai pure nel centro, Gloria, perché Mauro ha pensato a un ulteriore premio per la nostra Miss. Dico bene? Sì, abbiamo pensato di dare anche questa collana che si abbinasse alla E corona. allora indossiamola, Gloria, così sfoggi tutti quelli che sono, reggimi questa, Mauro, indossi tutti quelli che sono i premi della nuova Miss, che non pensi di portarteli a casa, Dammi il microfono, Mauro. Grazie ragazzi, complimenti alla Maiega, Mauro Bon e Gaia Bon e Alessandro Mandruzzato per queste opere d'arte con Promo Vetro che ormai da anni ci segue in questa manifestazione. Gloria. Salve a tutti, intanto è un onore essere in un palco nuovamente e questa volta presenziarlo perché alla fine sono la Miss 2024 insieme a tutte le altre ragazze insomma, che mi hanno supportato in questo percorso. E diamo il via all'inizio insomma di questo nuovo tour 2025 e che si aprono le danze. E allora iniziamo! Signori e signori, giurati, penna a portata di mano, Gloria vai pure, iniziamo con la Miss numero 1, Emma Castello, 19 anni, 1,60 m, arriva da Piovene Rocchette in provincia di Vicenza, del segno della Vergine. Sotto il sole di Venezia, sul palco brillano già, tra sorrisi e passi audaci, questa notte è solo per te. Cammini fiera sulla scena, sei un sogno che prende vita, luce intensa, cuore forte, sei bellezza infinita. Numero 2, Carlotta Giusto, 16 anni, 1,60 m, arriva da Dese in provincia di Venezia, anche lei nel segno della Vergine. Ogni passo, ogni sguardo racconta un'anima vera, sei magia che prende il volo, sei una stella che non si spegne mai. Shine like a star, you're the queen. Numero 3, Vittoria Bruniera, 17 anni, 1,65 m, arriva da Santa Maria di Sala, Venezia, nel segno del Cancro. Tu sei forza, tu sei luce, con il vento nella voce, lascia il mondo guardarti ballare, mentre il ritmo fa sognare. Bright, shine, don't stop now, feel the fire, take the crown. Miss Venice Beach, you're so divine, this night is yours, let it shine. Numero 4, Elisa Ferrari, 18 anni, 1,65 m, arriva dalla provincia di Brescia, nel segno del Toro. Shine like a star, you're the queen of the night, dancing under neon lights, you were born to shine. Tu sei forza, tu sei luce,
Tu sei luce con il vento nella voce. Lascia il mondo guardarti ballare mentre il ritmo fa sonno. Numero 7, Alessandra Salgato, 22 anni, 1,70 m, di Pianiga, del segno del cancro. Luci accese sulla sabbia dorata, Miss Venice Beach, sei tu la più amata. Con il sorriso conquisti il mondo, la tua energia è un battito profondo. Cammina sicura, lascia il segno, brilla ragazza nel tuo regno. Ogni passo è un colpo di scena, sei il futuro, sei la Numero 8, Elisabetta Franco, 18 anni, 1,70 m, di San Donato Piave, del segno dei pesci. Fino al mattino, Miss Venice Beach, segui il destino. Tra il mare e il cielo, sei un'icona, con stile e grazia, sei una persona. Ogni sogno lo trasformi in realtà, sei bellezza, forza e libertà. Numero 9, Nicole Gerciu, 16 anni, 1,70 m, di Torre di Mosto, in provincia di Venezia, del segno del Capricorno. Nel tuo regno ogni passo è un colpo di scena, sei il futuro, sei la sirena. Shine and shine like the sun, questa notte è la tua, sei l'unica star. Dance, dance, fino al mattino, Miss Venice Beach, segui il destino. Il riflesso delle stelle sul mare, un inno alla vita. Numero 10, Manola Pozza Mai, 26 anni, 1,71 m, da Casale sul Sile, Treviso, del segno del Capricorno. Vai Manola! Shine and shine like the sun, questa notte è la tua, sei l'unica star. Dance, dance, fino al mattino, Miss Venice Beach, segui il destino. Shine il Miss Veni, sei una regina, il mondo applaude, che magia divina. Luci sulla spiaggia, sei tu la visione, Miss Venice Beach, sei pura emozione. Il riflesso delle stelle sul mare, un inno alla vita. Numero 11, Giannina Mussato, 20 anni, 1,75 m, Santino di Livenza, provincia di Venezia, del segno dei pesci. Il riflesso delle stelle sul mare, un inno alla vita, un ritmo da ballare. Ogni cuore batte per te, sei unica, è questo il cliché. Numero 12, Cristina Fantinato, 19 anni, 1,76 m, da Cittadella, in provincia di Padova, del segno dell'Ariete. Sole che bacia, la pelle dorata, vento che accarezza l'anima innamorata, occhi che brillano come stelle di notte, su questa passerella pronte a volare. La musica sale, il battito è forte, è il momento di splendere, aprire le porte. Miss Venice Beach, regine della sabbia, camminano sicure, nessuna le abbatte. Numero 13, Diana Saric, 20 anni, 1,76 m, arriva da Ponte di Piave, Treviso, del segno dell'Ariete. Eleganza pura, hearts on fire, Miss Venice Beach, our desire. Onde che danzano al ritmo del cuore, tra sogni dorati e storie d'amore. Ogni passo un battito
Neonato, 17 anni, 1,80 m, da Trevignano Treviso, del segno dei pesci. Lascia che prenda, questa notte è nostra, never sorrende, sotto la luna che riflette il mare, Miss Venice Beach, pronte a volare. Gioia Cattelan, 15 anni, e qui saliamo 1,85 m, di Jesolo, del segno del leone. Vai Gioia! Onde che danzano al ritmo del cuore, tra sogni dorati e storie d'amore, ogni passo un battito, ogni sguardo un destino. La bellezza e potenza splende nel cammino. Allora giurati, avete votato dall'1 al 10, questo è stato il primo impatto. Qualcuna vi ha incuriosito di più, qualcuna è stata più brava nella moda, qualcuna nel parlare. Adesso le vedremo proprio nel portamento. Giurati, allora è di nuovo il vostro momento, perché siamo pronti per vedere le nostre modelle, le nostre ragazze sfilare in passerella come delle vere modelle. Sfileranno con 2 negozi questa sera, ma prima di dirvi chi sono volevo salutare i fotografi che sono dietro qui alle telecamere, perché siamo in diretta sul sito del Gazzettino e con G di Ferro Team, quindi un bacione a tutti coloro che ci stanno guardando da casa. Vorrei ringraziare i 2 fotografi in sfida, ovvero Andrea Canaletto e Trabucco, perché Canaletto PH come si scrive sui social, e Silvio Petroni, che sono in sfida per la sfida fotografica, ovvero faranno tutte le foto della serata, ne sceglieranno una soltanto che verrà messa al voto. Poi il fotografo che ottiene più voti vincerà, e vincerà come ha fatto quel signore lì nel centro, Fabio Beretta, che arriva da Lodi in provincia di Milano, che ha vinto l'anno scorso e oggi è qui con noi e sarà con noi tutto il tour, perché è il nostro fotografo ufficiale. Quindi seguiteci in diretta in TV, sul Gazzettino, sulle puntate di 7 Gol, perché tutta l'estate parla di Miss Venice Beach. Allora, giurati, siete pronti? Perché prima vedremo le nostre Miss sfilare con la boutique Atelier da Elisa, che si trova a San Donato. Vi voglio presentare l'Atelier Elisa, un negozio di pronto moda che è nato nel 2017 da un'esperienza ventennale di Elisa, che è la titolare proprio nel settore della moda. Un progetto che affonda le radici nella competenza, ma che guarda al presente con uno sguardo fresco, dinamico e sempre aggiornato. Atelier propone dei capi casual, classici, pensati per ogni occasione. Offre sempre un qualcosa di attuale, accessibile, di qualità medio-alta, quindi per le tasche di tutte le clienti che vogliono uscire e sentirsi uniche e speciali sia durante il giorno ma anche durante la serata. Io infatti indosso i bellissimi abiti di Atelier da Elisa e successivamente le vedremo sfilare con la moda beachwear, e sì, perché niente po' di meno abbiamo qui sul palco Alfaro Boutique di Nicoletta, che quest'anno è stata premiata per i suoi 56 anni di attività proprio dalla città di Jesolo come negozio storico che ha aperto la mamma, e quest'oggi invece è portato avanti da Nicoletta e da Pasquale. Dal 2008 sono diventati proprio loro i titolari, con degli obiettivi nuovi, con una missione. È diventato un negozio che non era solo un negozio del beachwear, ma è il negozio punto di riferimento per la moda mare, quindi i costumi, i parei, i caftani. Vi faccio qualche nome perché da lei potete trovare Pin-Up Star, Letizia Beachwear, Marian Mellon, Charmline, Roy Dahl, Tessie, insomma di tutto e di più, Raffaella D'Angelo. Insomma, siete curiosi di vedere le nostre Miss? Io sì, perché queste, signori, è una nuova votazione dall'1 al 10 in passerella come delle vere modelle. Buona serata!
brave stiliste dei due negozi, Elisa e Valentina per Atelier, da Elisa di San Donato di Piave. Venite ragazze, eccole qua, e Nicoletta della botica Alfaro. Allora venite qua nel centro ragazze, eccole qua, quanto mi piace, venite che non stiamo distanti. Allora prendetevi questo caloroso abbraccio del pubblico, questo applauso, perché hanno detto che le vostre collezioni erano come? E il pubblico parla da sé. Grazie Elisa, Valentina e Nicoletta, Boutique Alfaro e Boutique Atelier. Prendo il microfonino così salutano. Il bello della diretta, tacchete, ups, perché ho lo spacco, vedete? Perché ride il signor Gadrio? Ma mi spiega, no, non ho capito perché le modelle possono sfilare con gli spacchi, io no? Ah, meno male, io di più. Nicoletta, 56 anni di attività qui a Jesolo, un orgoglio per noi averti qui sul palco di Piazza Milano. Grazie, un saluto a tutti quanti, è un orgoglio per me essere qui in Piazza Milano e aver voluto farvi vedere una parte della nostra collezione. Questa sera noi abbiamo vestito le Miss, perciò c'erano tutte collezioni giovani, ma il nostro pane è la signora, perciò la Boutique Alfaro noi vestiamo tutte le età e tutte le curve anche. Brava Nicoletta, grazie. Elisa e Valentina direttamente da San Donà, anche voi insomma avete vestito non solo le Miss, ma anche, non so se li avete riconosciuti forse nel lungomare, ma sono due bagnini questi, del consorzio. Facciamo un applauso perché tutto il giorno stanno a controllare che non succeda nulla di grave in spiaggia e vi fanno passare delle vacanze serenamente tranquilli al sicuro. Bravi Domenico e Tommaso. Grazie a tutti. Elisa, anche tu allora vesti tutte le donne, le ragazze, le giovani, le meno giovani? Sì, vestiamo delle fasce un po' ampie e stasera vi abbiamo presentato una parte della nostra collezione. Siamo un po' emozionati. Il bello della diretta, Però sono felice di essere in mezzo a voi, è stata una bellissima serata e grazie di tutto. Grazie a voi e buon lavoro, quindi buona estate. Allora, noi siamo pronti, grazie Bagnini, vi chiedo di accomodare le signore con galanteria, perché giurati avete votato dalla 1 alla 10. Allora io vorrei ringraziare, perché trovo che questo sia il momento giusto, vedo che siete anche in tutto il nostro villaggio, i nostri partner, il comune di Jesolo e il tour di Tra Città e Sapori di Beneficio, che è patrocinato dalla regione Veneto ormai da tantissimi anni, il comitato di Piazza Milano, che nella figura della presidente Tania Menazza ma anche di Vincenzo Vizzini, che è il nostro angelo custode in tutte le serate che abbiamo fatto qui, che sono davvero tante, io lo ringrazio con tanta stima. Equa Sport & Spa, la spa di Portogruaro, non solo bellezza e benessere ma anche sport con gli insegnamenti di Taekwondo. Poi abbiamo PGK, carte elettrici di Mestre, quindi per le ragazze, per i più piccoli, per tutti, per tutte le età potete andare nel centro commerciale, divertirvi e ovviamente in sicurezza potete guidare, perché i kart sono tutti elettrici a prova di, diciamo, anche non patentati, mettiamola così. Suerte, il nostro braccialetto della fortuna, e sì ragazzi, perché questa sera passano 4 concorrenti, ma le altre 11 hanno la possibilità di arrivare in finalissima con il bracciale della fortuna, ovvero la più fortunata, colei che farà un video simpatico, divertente, diventerà la nuova testimonial di Suerte e arriverà direttamente in finale con la fascia di Miss Suerte. Ringraziamo anche Barchetti, il concessionario che ci ha portato qui la Dolphin Surf, la BYD, quindi una macchina elettrica, i nostri due atelier, quindi Atelier Venice di Elisa di San Donà, Alfaro Boutique di Jesolo, le parrucchiere Ilaria e Marica di Urban 31 qui di Jesolo, Bike, le bici elettriche 100% made in Italy, fatte in provincia di Treviso. Abbiamo visto prima la corona e lo scettro con Mauro Bon
con e Alessandro Mandruzzato, Catherine Selfie per raccogliere i vostri momenti divertenti. Vedo che lì ci si sta divertendo davvero un sacco. Se volete immortalare il vostro evento, un matrimonio, una festa di laurea, lui ha tutto il necessario a disposizione per farvi divertire e fare dei bellissimi video e foto. Villa San Buco, che è la villa dove faremo il reality di Miss Venice Beach, una settimana dove le nostre finaliste saranno le protagoniste e seguiranno dei corsi, quindi dei corsi come una vera scuola, un'academy per prepararsi a quella che sarà la finalissima il 14 settembre a Palazzo Vendramin Calergi a Venezia, una serata da favola con una cena di gala davvero non plus ultra. I nostri partner del food, Consorzio Sicilio Italiano, i Pescaoli, Latteria Soligo, Olio Redoro e i nostri media partner, 7 Gold in nazionale ogni domenica e più i daytime e le repliche durante la settimana, il Gazzettino, Radio Wow, Gigi Ferro Team che ci ha regalato la diretta di questa sera, Best Magazine e YouStyle. Insomma, io vi ho ringraziati tutti. Allora, siamo pronti, fotografi? Silvio! Andrea, dove sta Andrea? Eccolo qua. Quante foto avete fatto? Tante, una dovete sceglierne. Silvio, quante ne hai fatte? Ma che tutta stanotte devi lavorare, perché poi domenica mattina andiamo in diretta con la foto. Ma ne fate anche a me? Sono venuta bene? Poi facciamo il momento sfilata. Momento sfilata viene se siamo in orario coi tempi. Giurati, è il vostro momento, perché iniziamo con la terza ed ultima sfida per le nostre ragazze, sempre voti dall'1 al 10 e qui c'è il voto di interpretazione, ovvero le nostre 15 concorrenti porteranno sul palco il proprio hobby, la propria passione, il proprio talento. Siete pronti a scoprirle ancora di più? Io sì, e voi? Iniziamo dalla numero 1. Emma Castello, 19 anni, con il numero 1, vieni Emma, questo è il microfono giusto? Perfetto. Allora, tu hai la passione per il canto Emma, dico bene, parla col microfono se non ti sento, cosa ci canti? Amor Foda di Bel Band. E allora, signori e signori, Emma e la sua canzone. Hoy te odio en secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelva todo lo beso que te di, la palabra y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento di mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sienta como yo me siento. Quisiera... Brava Emma! Ma come mai in spagnolo? Perché allora questa canzone ha un significato, mi piace per quello. Ok. Cioè io non so cantare, infatti mi diletta cantare sotto la doccia. Anch'io, infatti, mio marito mi chiude i rubinetti dell'acqua perché ha detto te prego non cantare più che i vicini ci querelano. E però io dico scusa, ma chi se ne frega, a noi piace. Esatto. Ecco, e in spagnolo perché ha un significato importante. Sì, diciamo che questa canzone sarebbe stato bella cantarla e basta e non viverla, cosa che a me è successo tempo fa, perché è una canzone un po' triste. Ok. E poi a me Bel Bunny piace un sacco come cantante, anche perché è abbastanza umile, lui è andato a Puerto Rico a fare concerti sopra le stazioni del benzinaio, quindi senza far cose un po' strane al suo popolo in sostanza. Bene, allora in bocca al lupo Emma e che ti porti fortuna. Grazie a te. Numero 2 Carlotta Giusto di Dese. Vieni Carlotta. Eccola, abbiamo una ginnastica ritmica. Parliamo dopo? Sì? Allora 3, 2, 1, il palco. Carlotta, è tutto tuo.
porti avanti da quanto tempo? 12 anni. Brava, hai fatto anche delle gare e hai ottenuto dei premi? Sì. Raccontacelo. E sono campionessa regionale numero. Ah, allora complimenti alla nostra campionessa regionale. Diciamo, non essere timida, devi essere orgogliosa. In bocca al lupo e buona continuazione anche per questa tua grande passione. Numero 3, Vittoria Bruniera di Santa Maria di Sala. Vieni Vittoria. Vittoria invece legge un suo pensiero. Ti lascio la cartellina così ti puoi appoggiare e potete vederlo scritto, se non erro, anche sui maxi schermi. No? Non ce la facciamo? Se no vai, tu intanto inizia, vai. Mi chiamo Vittoria, ho un nome che racchiude una promessa, quella di non arrenderci mai. E anche se tante volte ho vacillato, se in certi giorni mi sono sentita minuscola, invisibile, persa, sono ancora qui e questo è forse già una vittoria. Non ho mai avuto una vita leggera, le sfide non mi hanno mai chiesto per... Te lo tengo io. Grazie. Così puoi tenere quello. Non ho mai avuto una vita leggera, le sfide non mi hanno mai chiesto permesso, sono arrivate, si sono sedute accanto a me e hanno preteso che imparassi, che diventassi qualcosa, che crescessi anche quando non volevo. E così ho fatto, mi sono cresciuta da sola, pezzo dopo pezzo, senza istruzioni. E anche se a volte mi sono sentita sbagliata, rotta, fuori posto, oggi so che ogni frammento ha avuto un senso, che ogni crepa racconta una parte della mia storia. Da bambina ero silenziosa, delicata, con uno sguardo che guardava il mondo da lontano. Portavo dentro qualcosa di diverso, fragile, e per troppo tempo ho creduto che la fragilità fosse una colpa. Così ho costruito muri alti e spessi, per non sentire troppo, per non essere delusa, per sembrare forte. Ma quei muri col tempo hanno cominciato a srotolarsi e sotto ho ritrovato me stessa. Sono cresciuta imparando a stare, a sentire, a capire gli altri anche senza parole. Forse è questo il dono più grande che la vita mi ha fatto, la sensibilità. Non quella che ti rende fragile, ma quella che ti permette di vedere oltre, amare senza misura e di cogliere i dettagli che scaldano l'anima. Da piccola ero timida, riservata, con un mondo tutto mio, pieno di immaginazione e domande. Non mi facevo notare, ma osservavo tutto. Col tempo ho indossato qualche corazza, come fanno in tanti, per proteggere ciò che avevo dentro. Ma oggi so che la vera forza è lasciare quelle piume cadano, mostrando il cuore nudo, vero e vivo. Sorrido spesso, quasi sempre, è il mio modo di stare al mondo, di dire ci sono anche quando dentro qualcosa vacilla. Ho un cuore che si emoziona facilmente, che si commuove per le piccole cose, metto spesso gli altri prima di me per dovere, ma perché sento che la felicità è condivisa è più bella. La gioia degli altri per me è luce, ma sto imparando anche a tenermi un po' di quella luce per me stessa. Scrivo queste parole per ricordarmi chi sono davvero, non perfetta ma intera, non invincibile ma vera. Sono una persona che ha scelto la gentilezza anche quando sarebbe stato più facile indurirsi, che ha imparato ad ascoltare anche quando il rumore fuori era troppo forte, che ogni giorno cerca il bello anche nelle pieghe storte della vita. Questa sono io, sensibile, intensa, piena di contrasti ma luminosa, e finalmente ne vedo fiera. Brava Vittoria, complimenti! Mi piace perché sul palco di Miss Venice Beach avete modo di tirar fuori le vostre paure, la vostra fragilità e ciò che comunque vi rende forte e vi dà anche sicurezza. Quindi in bocca al lupo, davvero, con il cuore. Grazie. Grazie Vittoria per queste belle parole. Numero 4, Elisa Ferrari. Vieni Elisa, arriva da Brescia. Eccoti qua Elisa. Allora, parte credo il video, facciamolo partire subito. Elisa, tu ci racconti, hai detto prima che adori fare la sarta e qui ci fai vedere, raccontaci che cosa hai fatto. Infatti parto da dei tessuti che trovo in un centro dove non vengono buttati via ma vengono riciclati, possiamo dire, e da lì parto e incomincio ad abbozzare un'idea, cerco il tessuto più adatto e incomincio a cucirlo. Infatti poi alla fine del video vedrete il vestito completato, che è questo, esatto. Lo facciamo vedere, eccolo qui, e l'hai fatto proprio per Miss Venice Beach questo, eccolo qua, guardate che meraviglia. E infatti sulla parte retrostante ha un'apertura, diciamo, che è coperta del tessuto semitrasparente. Eccolo qua, con il cuore, lo faccio vedere io. Mentre quello che ho indosso è un altro abito che ho fatto per il mio 18° compleanno, che è diciamo quello che preferisco perché ha la particolarità di poter essere indossato in diversi modi. Infatti è una gonna con uno spacco e delle calze, e sopra, se lascio, vuoi una mano?
Eccolo qua. Wow, cambio come Cenerentola. Bravissima. E c'è un vestito corto che si può utilizzare quindi per tutte le serate. Bravissima Elisa, complimenti, e chissà che questa tua passione diventi anche magari un bel lavoro per te e che ti dia davvero visibilità e importanza. Grazie. Buona continuazione. Numero 5 Emma Tuis di Sandona di Piave, anche lei una ginnasta, quindi vi faccio parlare dopo così conservate il fiato. Il palco è tuo. Complimenti ragazze, sembrate dei grilli, delle cavallette da quanto saltate. Da quanti anni studi ginnastica? Allora, in realtà mi sono fermata, ma ho praticato per 5-6 anni a livello agonistico. Bravissima, complimenti. Grazie mille. Ma vorresti rifare delle gare? È rimasto nel tuo cuore questo sport? Esatto, è rimasto proprio qui. Brava, lo so, io facevo rock and roll acrobatico e che nessuno rida, perché lo facevo sul serio, facevo anche i salti acrobatici, ero poi un'altra età e quindi lo ricordo con grande passione. In bocca al lupo, Emma. Numero 6 Rebecca Caldo, vieni Rebecca da Ceggia, eccola nel suo splendore. Rebecca, cosa ci mostri? Ho guardato il video di una gara del campionato regionale che ho appena fatto e che diciamo molto felicemente mi sono qualificata per gli italiani. Oh, brave le nostre ragazze, eccola qui. Come mai è rovescio questo video? Vabbè, lo guardiamo storto. Insomma, pattino da quando ho 4 anni, quindi ero abbastanza piccolina che ho iniziato. Mamma e papà hanno speso un po' tanto per me. Vabbè, da vestiti, pattini, ruote, un po' tutto. E no, niente, adesso alleno anche delle bambine, come ho detto prima, per farle crescere in questo sport e fargli capire comunque la passione che ci ho messo io tutti questi anni e anche il valore che ha lo sport. Esatto, bravissima. Ascolta, so che non è facile con la moquette. Vuoi provare a fare qualcosa? Dai, ok, vai. No, scherzi, per carità, no, che devi vincere gli italiani e poi diciamo era sul palco di Jesolo allora Rebecca. Vai Rebecca, fai una tua passerella con i pattini. E in bocca al lupo per questa gara, chissà che sia un successo. Numero 7 Alessandra Salviato di Pianiga. Alessandra, wow, tutta sbrillazzicosa, che fai? E adesso porterò un'esibizione di danza di Hills, perché nella vita sono una ballerina, infatti sono una cheerleader e ballo praticamente da quando sono nata, in poche parole, e infatti sono contentissima di poter definire ora la danza comunque parte della mia vita, perché appunto è diventato anche un lavoro per me, quindi ne sono veramente molto contenta. Anche noi, allora preparati, 3, 2, 1, Alessandra, il palco è tuo.
aggiungere che non è facile ballare nella moquette perché la moquette non ti fa scivolare, quindi insomma Alberto, prossimo anno vorrei un pavimento di marmo, magari anche, non so, di Carrara, una cosa un po' preziosa. E fermi lì signori, perché voi qui adesso state al fresco, un pinguino dietro, un pinguino, no, facciamo bello grande così fa tanto fresco. Un orso polare. Va bene Alessandra, in bocca al lupo e buona continuazione, grazie. Numero 7, Elisabetta Franco di San Donà di Piavo, vieni Elisabetta, eccoti, tu hai un vestito che mi ricorda qualcosa, cosa ci fai vedere? Allora, oggi porto in danza un intreccio di culture, un po' di folklore italiano e un po' di folklore rumeno. Bene. Questo perché mi piacerebbe diventare nel mondo della comunicazione un punto di riferimento per i giovani italo-rumeni che sono migliaia al giorno d'oggi, proprio come sarebbe piaciuto avercelo a me. Brava, e allora in bocca al lupo Elisabetta, il palco è tuo. Dai che applaudiamo tutti insieme! Questo ballo rumeno è un mix di tarantella. Elisabetta, vieni, saluta un attimo. Grazie a tutti. Buona continuazione. Numero 9, Nicole Gerschu, vieni Nicole, da Torre di Mosto. Eccola qua, allora vedo cosa leggo. Lepido Rocco Fondazione, raccontaci cosa fai. Io frequento una scuola di estetica, adesso inizierò il terzo anno, ho appena finito il secondo. Praticamente è estetica, ho scelto questa scuola perché è la mia passione in assoluto, vivo per l'estetica, vivo per la bellezza, vivo per qualsiasi cosa di materiale, fisico che si possa vedere che è bello. Infatti oggi vi ho portato un video mentre massaggio la mia collega. Senti, ma non è che potevi massaggiare me, venivo io a fare la modella? Mi sarei prestata più che volentieri. Fammi un massaggino rilassante alle spalle. Sì, la mano ce l'ha, che brava, vedi anche l'altra? Ragazzi, dov'è la mia assistente? Federica? Vieni un attimo che ti chiamano sul palco. Io vado via con la Nicole un secondino. C'ho i brividi. Nicole, grazie mille, complimenti. Io sto in Piazza Marconi un po' più avanti, domani poi alle 3:30 puoi passare. In bocca al lupo, complimenti che questa tua, diciamo, particolarità, perché poi anche un talento, diventi presto una professione. Grazie. Numero 10, Manola, posta mai? Vieni Manola. Eccola, caspita Manola, cos'hai? Buonasera a te, raccontaci. Oggi vi porto la mia più grande passione, che è il pattinato sul ghiaccio. Wow, eccola qua, ti vediamo anche dietro nello schermo, raccontaci. Adesso sono ancora agli inizi, però punto a migliorare sempre di più e imparare elementi sempre più difficili. Brava, e quali salti fai adesso? Fai già qualche pirouette, qualcosa di serio? Finito il video vi mostro dal vivo 2 salti, il primo è un axel e il secondo è un flip. Wow, ok, senza i pattini però immagino, va bene, allora mettiamoli in parte, facci vedere come si fanno, ma anche perché poi per imparare si impara senza pattini e poi lo si rifà con i pattini, Manola? Sì, è vero. Ok, bene, allora vai, facci vedere come sono questi salti. Non è facile. Ok, e quindi devi stare in equilibrio su un piede solo, sul ghiaccio. E questo era il secondo. Beh, complimenti, prossimo anno col marmo sul palco
magari riusciamo a fare anche col pattino con il ghiaccio. Grazie mille e buona continuazione. Numero 11, Giannina Mussat di Sastino di Livenza. Vieni Giannina con il tuo numero 11, che bella! Cosa ci fai vedere? Un balletto orientale. Ah, e dove l'hai studiato? Da sola. Da sola? E allora che il palco sia tuo, mia cara. Vai DJ! Brava Giannina, ma come hai fatto a imparare da sola questi movimenti? Sembri proprio una professionista. Penso vengono dalle mie origini rumene. Ah, ok. Avete una tipologia di ballo così. Bene, allora in bocca al lupo e brava, sei stata molto brava. Grazie. Numero 12, Cristina Fantinato di Cittadella. Vieni Cristina con il numero 12. Allora vedo che Laura sta portando alla giuria dei disegni, raccontali e li vediamo anche qui nel maxi schermo. Sì, allora io sono molto brava nei disegni tecnici e ad esempio questa è la progettazione della mia stanza, della mia camera. Ok. È una passione che mi ha trasmesso la mia professoressa di geometriche, a cui devo molto perché ha sempre creduto in me. E ho fatto l'indirizzo di architettura, infatti. Proprio per questo. Esatto, mi piace molto la precisione. E quindi a quale architetto ti ispiri nella vita? Proprio uno in particolare. Ok. Che mi piace molto la precisione, quindi i disegni geometrici esprimono il tuo talento al meglio. Esatto. Bene, allora grazie. I nostri giurati hanno avuto modo di vedere i tuoi disegni reali, quindi di toccare con mano ciò che hai preparato. Grazie. Grazie tesoro, grazie Cristina. Numero 13, Diana Saric di Ponte di Piave. Vieni Diana, eccola qui, ti arriva anche Diana. Dove sta Diana? Anche Diana ha fatto dei disegni cartacei, li porti anche con te, li abbiamo dati anche alla giuria se non erro. Ho anche una poesia da leggere in inglese e un testo sempre scritti da me entrambi. Ah, che bello! Allora, quindi tu sei proprio un artista, Diana. Allora, vai, vuoi la cartellina così ti appoggi? Vai! Broken but breathing. Some nights the darkness feels like a weight, pressing down on my chest, and the world outside feels too loud, while inside I am barely holding on. I've carried pain no one sees, invisible scars that sting quietly, but somehow here I am, still breathing, still fighting and still trying. I stumble, I fall, I break, and sometimes I want to stay down, but deep inside a small voice whispers, you are stronger than you know. I am not perfect, not always brave, just a soul learning to heal, fragile in my cracks, but still shining and still real. Diana, brava, se non erro, tu parli un sacco di lingue. Dico bene? Stai studiando, quante lingue studi o conosci? Allora, io di origine sono serba, quindi conosco un po' tutte le lingue slave in generale, però al momento sto studiando il coreano e vabbè, inglese sono ormai C1 e poi mi piacerebbe imparare il russo, il turco e il cinese. Senti, ma visto che a Jesolo vengono anche i coreani, facciamo un saluto in coreano? Annyeonghaseyo! Com'era? Annyeonghaseyo! Che mi hai detto? Salve! Ah, tutta sta parola! E poi di qualche frasetta, saluta, non so. Diana sono ancora all'inizio, dai. Ok, e poi che altre lingue parli? Qualcosa in serbo, che ci si sarà sicuramente qualche turista dalla Serbia. Dimmi cosa dire. Non lo so, dillo tu, hai tutto un pubblico di... Guarda, lui chi è il fidanzato che ti fa il cuore? No. Chi è lui? Non lo so. Da dove arrivi? Dalla Serbia? O sei coreano? È italiano. Greco? Tu parli greco? No, greco no. E niente, mi dispiace. Quell'altro tuo amico da dove arriva?
Greco pure lui, e mi dispiace che cuccate l'inglese. Nel greco non ce l'abbiamo nel repertorio, abbiamo coreano, inglese, russo, serbo, serbo, croato, bosniaco. Cazzo, ma potete arrivare da una di quelle città lì? Proprio dalla Grecia? Vabbè, il numero dopo vediamo se ve lo dà. Va bene, Diana. Allora, cos'altro? Sì, finisci. Cosa volevi leggere? Vai, leggi il testo, non portarmi via i miei fogli. Vai, uno veloce che poi andiamo agli altri. Allora, il titolo è Il coraggio dietro un sorriso. Ci sono cose che non si vedono, cicatrici che non stanno sulla pelle ma dentro. Ci sono giorni in cui il peso di quello che hai vissuto ti sembra troppo e sorridere diventa difficile, ma poi ti accorgi che nonostante tutto sei ancora qui, che ce l'hai fatta un'altra volta e allora capisci che quella ferita ti ha insegnato qualcosa. Ti ha insegnato a resistere, ti ha insegnato che puoi cadere, sì, ma puoi anche rialzarti. Non è debolezza sentire il dolore, non è fragilità avere paura, è umano, è vero, e tu sei più forte di quello che credi. Brava, queste sono tutte parole che scrivete voi, vero? Complimenti. Brava, brava, brava. Allora, dammi il microfono, la cartellina, vuoi condurre tu? Poi, dopo, il prossimo talento. Ciao Diana, in bocca al lupo, numero 14, Gaia Ferronato di Trevignano, vieni Gaia. Bella, di solito le partite di pallavolo si giocano con i tacchi trasparenti. Sì. Questa partita la giocherò così. La giocherai così, va bene, non la giochi da sola però, vero? No. Perché c'è anche un'altra ragazza, quindi qui abbiamo un talento doppio, perché la vorrei chiamare sul palco, la numero 15, Gioia Catelano, vieni Gioia. Eccole qua, abbiamo due pallavoliste. Ma vi siete mai scontrate l'una contro l'altra? Vi conoscevate già? No, è la prima volta. Giocavate su... metteteli insieme. Ci siamo appena conosciuti. Ecco, e giocate in squadre diverse. Va bene, allora fate questi palleggi, signori, loro sono due palleggiatrici. Una delle due schiaccerà e mo vediamo come va a finire. Via, musica DJ! Adesso presentiamo le Miss che l'anno scorso hanno calcato i palchi delle piazze del Veneto, delle spiagge venete, quindi chi a Jesolo, chi a Caorle, chi a Rosolina, chi a Venezia, chi a Sottomarina, chi a Bibbione, insomma le abbiamo dette tutte, e Lido di Venezia ha portato a casa una fascia e poi è finito
con la fascia nazionale di Miss Venice Beach e di uno dei nostri partner. Hanno lavorato con noi tutta l'estate, quindi un calorosissimo applauso per Miss Venice Beach 2024, Gloria Martin! Cosa hai fatto? Sul primo impatto mi sollevato l'autostima. Prima stavo sotto banco e Dai ogni qui tanto Gloria poi. e contatto. Miss My Sun, la nostra Miss Social, Giorgia Giaciglio. Se fa male, ma senza lei non c'è sapore. Non posso stare, se come tutte quelle onde in mezzo al mare fanno paura, ma mi piace amore scale. Lei che mi fa tornare sempre dopo le tre. Mi fa scordare quasi come mi sento. Non te ricordo solamente il soggetto tropicale. Miss Eiwa Sport and Spa, Sofia Capo. Cosa ci faccia con il tuo ma solamente lei che ti prende senza parole, basta lo sguardo e va bene dove ti prende dentro il cuore senza sapere manco il tuo nome. Miss Leonardo Gioielli, Carlotta Zegna. Senza fatiche grosse le dita e segni sulla bocca, ma è solo colpa nostra, la pelle che si tocca. Amo la vita è loca, ma è più loca con lei. E lei che mi fa tornare. Miss Consorzio Sigillo Italiano, Martina Verderame. Sul primo impatto mi sollevato l'autostima. Prima stavo sotto banco e ogni tanto sempre in contatto, sempre quel goccio di tequila, quella al sapore di mango. E come sale, cruce fa male, ma senza lei non c'è sapore. Non posso stare, se come tutte quelle onde in mezzo al mare fanno Miss Molina Murano, Maddalena Rossi. mi fa tornare sempre l'amore te, mi fa scordare quasi come mi sento. Tanto ricordo solamente il soggetto tropicale. Lei che fa sognare ad occhi aperti la notte. Cosa ci faccia con il terra una miss, le chiederò bis a due passi da qui, ma solamente lei. E infine la nostra patron Elisa Bagordo. Io la sento senza fatiche grosse le dita e segni sulla bocca, ma è solo colpa nostra, la pelle che si tocca. Amo la vita. Grazie Jesolo! Lei che mi fa tornare sempre dopo le tre, mi fa scordare quasi. Brave ragazze, complimenti, ci siamo, la nostra talent scout Federica Triusso, vieni Federica, la nostra Miss Venice Beach del 2016 è ritornata accompagnata da Emma Rossato che ti ha tenuto compagnia alla ricerca di colei che sarà la nostra nuova Miss Venice Beach 2025. Abbiamo la busta. La busta è la cosa più importante. La busta. Ma sempre dove sei stati te. Ah, grazie Fede, grazie. Non ti aumento lo stipendio? Allora, venite ragazze, andate anzi a prepararvi. Grazie Davide, perché adesso è arrivato il momento. Fabio, com'è andata? Quante foto hai fatto pure tu? Tu sai che non sei più al voto. Tu ormai sei il nostro fotografo ufficiale di quest'anno.
Ma guarda che bella la Gloria che hai fatto, anche tutte le locandine, le foto della nostra, diciamo, campagna pubblicitaria è proprio quella fatta da Fabio Beretta. Grazie Fabio per il tuo impegno e la tua professionalità. Grazie mille. Allora, ci state ancora seguendo in diretta, Giulia? Com'è? Com'è andata? Ci hanno seguito? È piaciuta? Bei commenti? Hanno la loro Toto Miss? Vuoi il numero? No, non vogliamo il numero, ci stanno guardando anche in diretta lì dalla webcam di Piazza Milano, E poi siamo sul Gazzettino, ci vediamo domenica su 7 Gold con il medley di Miss Venice Beach. Giurati, venite su anche tutti voi. Alessandra, vieni, chiamiamo anche Alberto Maschio, Filippo. Va bene, dai, allora io vado intanto a curiosare chi ha vinto. Sì, perché qua c'è... La curiosità è donna. Ditemi, cambiamo microfono perché questo era per i cantanti, ok? E non volete che io canta? Ciao Marco! Il titolare di Villa Sambuco, l'abbiamo detto prima, il nostro reality a settembre nella bellissima Villa Veneta storica che si trova a Preganziò, che ci ospiterà la prima settimana di settembre per il reality, quindi l'Academy di Miss Venice Beach. Allora Alessandra, venite, ci mettiamo qui dietro perché voglio chiamare una ad una le nostre ragazze. Sigla e siamo pronti per finire. Numero 1 Emma Castello, numero 2 Carlotta Giusto, numero 3 Vittoria Bruniera, numero 4 Elisa Ferrari, numero 5 Emma Tuis, numero 6 Rebecca Caldo, numero 7 Alessandra Salviato, numero 8 Elisabetta Franco, numero 9 Nicole Gersh, numero 10 Manola Possamai, numero 11 Giannina Mussante, numero 12 Cristina Pantinato, numero 13 Diana Saric, numero 14 Gaia Ferronato, numero 15 Gioia Cattelana. Mi piace amori scani. Lei che mi fa tornare sempre dopo le 3. Mi fa scordare quasi come mi sento. Tanto ricordo solamente il soggetto tropicale. Un applauso alle nostre 15 concorrenti per questa sera. Ci siamo? Allora andiamo, vieni Edo, venite tutti assieme. Allora io partirei, Alessandra vieni qui davanti con la quarta classificata. Intanto com'è andata la serata? Ti sei divertita Alessandra? Tantissimo, una bellissima serata, sei magnifica. Grazie. E facciamo un applauso a questa ragazza che è davvero ha tenuto la serata, ci ha tenuto tutti col naso all'insù. Il palco è bello alto, era facile. Sì. E comunque complimenti davvero perché è davvero un bellissimo evento in questo salotto che abbiamo qui a Piazza Milano, che lo accoglie tutti gli anni a braccia aperte, e grazie anche al comitato che abbiamo qui, il signor Vinzini. Sì, insomma, che dire, è stata veramente una bellissima serata. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato perché insomma io vedo stasera, ho visto tanta gente, ho visto tanto interesse. C'era un bel pienone. Esatto, e grazie di nuovo per aver scelto Jesolo come la vostra meta per le vacanze, oltre a ringraziare anche i nostri cittadini. È vero, grazie a tutti. Grazie, e allora, bocca al lupo alle ragazze, anzi, esatto. bellissime, Elisa, vieni sul palco, bocca al lupo. Perché la quarta classificata è Miss Atelier Venice, quindi siamo pronti per dare la fascia. Vieni Elisa o Valentina. Ragazze, chi c'è dietro? Cosima, vieni Cosima. Allora, la quarta classificata si porta a casa un omaggio della Boutique Atelier, che è un buono sconto per andare a fare shopping nell'atelier, una giornata benessere, quindi all'interno del centro Equa Sport & Spa ci sarà un cadeau a lei riservato, un'esperienza da PGK per provare il brivido della corsa in pista sui go-kart elettrici, un kit, pensate un po' a cosa gli abbiamo dato perché non sono miss ma devono comunque mangiare bene, un kit per fare la battuta al coltello con Consorzio Sigillo Italiano, assieme all'olio d'oro, le acciughe dei pescaori e tutti i prodotti caseari della latteria Soligo.
poi un buono da 40 euro da spendere con Suerte, quindi con la boutique di Leonardo Gioielli, quindi con il codice Miss Venice Beach queste ragazze possono andare a fare un regalino, è il nuovo braccialetto della fortuna e quindi cos'è? Momento pubblicità, perfetto. Quindi con tutti te i premi, tutti te, allora i punti, ah sì giusto, bravo, i punti, vedi che gli assistenti servono qualcosa. Allora, per i daytime che abbiamo fatto, ringraziamo anche Gianpietro Meneghini GP che ha fatto tutti i nostri video. GP, il quale sotto pressione rende ancora di più, ha fatto anche il video di Tra città e sapori dove abbiamo raccontato della città di Jesolo, il video di tutta la serata, quindi il montaggio della puntata di Jesolo su 7 Gold ogni domenica all'1, quindi potete vederlo in nazionale da tutta Italia. E anche i daytime delle nostre ragazze, quindi il daytime più piaciuto di tutti e ha preso 3 punti in più nella classifica è stato quello di Alessandra Salviato. Dove sei Alessandra? Brava, complimenti, quindi sei stata la più votata online per il video di Radio Wow, è stato quello più bello di tutti. Questi sono 3 punti che sono stati sommati a quelli della giuria e poi vedremo se le hanno portato fortuna, se hanno permesso di passare o meno. Quindi con Alessandra 127 punti, arriva in semifinale con la fascia di Miss Atelier, la numero 4, Elisa Ferrari. Vieni Elisa, complimenti, metti la fascia. Dov'è Elisa? Dov'è la nostra Elisa? Elisa, vieni Elisa. Tutte Elise, che bello, Elisa è sul palco, ci fa piacere. Metti la fascia della tua Miss, eccola qua, da destra verso sinistra, giusta? No, così. Bello, vero? Allora mettiamogliela dritta, ecco, per lei anche Alessandra abbiamo detto l'olio Redoro, la battuta la carne per fare la battuta, tutti i prodotti del territorio, la Teria Soligo, il buono PGK, l'ingresso alla spa di Ewa. Vai Elisa, goditi il momento! Andiamo adesso, dov'è Filippo? Eccolo qua, vieni Filippo con le 2 nostre ombrelline di PGK, quindi Carlotta e Maddalena, venite ragazze, anche vieni Elisa qua in parte, per la terza classificata, anche per lei la giornata al centro Ewa Sport & Spa, un ingresso per provare il brivido della pista di PGK di Mestre, quindi il kart elettrico, il kit per fare, eccolo lì, la battuta al coltello con la carne di contorso sicilo italiano, una bottiglia di olio Redoro, le acciughe dei pescatori che sono acciughe di qualità superiore del territorio, i prodotti della Soligo e un buono da spendere quindi all'interno dei nostri gioielli Suerte o da Leonardo Gioielli. Vieni Filippo, il nostro responsabile di pista, tieni il microfono, con un punto in più, giurati, un punto in più, quindi avevate le idee un po' confusette, C'era qualche... No, pari merito non c'è sta, siamo fortunati. Allora, con 128 punti vince la fascia di Miss PGK Venezia numero 14, Gaia Ferronato. Dove sta la Gaia? Ecco la Gaia, complimenti. Per te la fascia da sinistra a destra, complimenti, bravo ragazzo. L'ingresso per fare un giro in pista e tutto l'ambaradano, i pescatori, Redoro, Ewa Sport & Spa, il sigillo italiano. Poi non lamentatevi che le miss non mangiano, questo lo giriamo così, ottimo, goditi il tuo momento Gaia, appena arrivando in finale. Vedete che so passare ogni tanto, la boccia qui non c'è, allora chi chiami adesso? Giuliano.
Vieni Giuliano Marchesin Giuliano, tieni il microfono mio caro, il direttore di Consorzio Sigillo Italiano. Ma quando le portiamo in giro a promuovere i prodotti italiani le nostre Miss Consorzio Sigillo Italiano? Dappertutto. E non solo in Italia ma anche all'estero, perché siamo Esatto. stati a Lyon, adesso andremo a Montferrand, dovevamo andare A Rennes, andiamo a Parigi, insomma, le abbiamo portate in Sicilia, le abbiamo portate a Napoli, le abbiamo portate a Torino, a Milano. Abbiamo preso anche una multa. Vabbè. No, non l'ho presa. Per 2 minuti, ma secondo me avevano l'orologio sbagliato. Allora, il per lei, il cofanetto, vieni Martina, la Miss Consorzio Sigillo Italiano in carica. C'è anche Giovanni, se n'è già andato Giovanni, il nostro macellaio di fiducia. Il cofanetto delle... Faccio una battuta, va bene. Il cofanetto delle carni dentro cosa c'è? Costate, hamburger, di tutto. 7 giorni di spalla con 7 giorni di spalla. la bottiglia Fantastico, di oro, il sale. è la borsa di Mary Poppins. Giornata da Equa Sport & Spa, l'ingresso, quindi la corsa in pista con PGK, il buono da spendere in gioielleria per Sweat, il braccialetto della fortuna. Vince Giuliano, ce la fai qua a vedere, con 130 punti, la numero 15. Gioia Castellana! Vieni Gioia! Metti la fascia! Aspetta, vai con la fascia, questa è alta Giuliano, Questa è alta Giuliano. Voilà! Ce la fai Gioia? Fantastico! Per te l'olio redoro, la busta con i tesori e tutte le altre buste dove stanno? Le avete dimenticate dietro? Vabbè, le prendiamo dopo Gioia, nel frattempo vai. Allora, con la fascia siamo arrivati alla fine. Ragazze, poi non scappate perché 4 sono passate, ancora le 2 fasce speciali da assegnare, ovvero quella della Miss Gazzettino, la più votata del web, e quella che farà il video più simpatico e sarà la più fortunata perché arriverà in finale con il braccialetto portafortuna di Suerte. Quindi non demordete perché ci sono altre 2 fasce da poter portare a casa e a darvi l'accesso alla finale. Quindi Alessandra, stai qui con me, vieni Edoardo. Eccolo qua in rappresentanza di Ewa, vieni Edoardo, tu anche collabori con il papà, avete dei bellissimi ristoranti qui nel territorio, fate parte della mostra del cinema da 13, 14, 17 anni quest'anno, e il numero 1, mi alzate un po' il microfonino che non va, insomma, quindi un impegno bello importante. Ecco, parla col microfono se no ti sentono, mi accendete l'uno, ragazzi dai che abbiamo finito. Anzi, facciamo così, tu sai chi ha vinto? Chi è? È acceso, no, non va. Sì, 1, 2, 3, prova, sì, devi parlare più vicino, Edoardo. Parlo più vicino. Bravo. Allora, nel frattempo io voglio intanto fare un toto mix con voi. Facciamo un po' di suspense. Vince la numero, curva sud. Oh, dite un numero. Quanto? 13. Voi? 7, voi 1, 8, voi di qua 12, 1, vediamo di qua 13, quello in fondo alza la mano, è per salutarmi o per dire 4? Faccia così, arrivederci. Voi 59, ok ragazzi, avete segnato tutto che chi vince divide con la sottoscritta, mi raccomando. Tutti i nostri partner, il Comune di Jesolo, la Regione Veneto, il Comitato di Piazza Milano, Equa Sport & Spa, PGK, Suerte, Barchetti con BYD, Atelier, Alfaro Boutique, Urban 31, anzi ferme, dove stanno? Ilaria e Marica, ci sono ancora Ilaria e Marica dietro, le nostre hairstylist? Sono andate? Era tardi? Non c'è più nessuno?
Michael, promo vetro con Maiega e Alessandro Mandruzzato, Carpe Diem e Selfie Stage Alessandro Grazie, Villa Sambuco, i nostri partner del food, Consorzio Sigillo Italiano, i Pescaoli, Latteria Soligo, Olio Redoro, i nostri media partner ci vedete quando? Domenica su 7 Gold in Nazionale, il Gazzettino che ha mandato la diretta di questa serata, Radio Wow ci ascoltate con tutti i daytime e ci vedete nella Wow TV, Gini Ferro Team, Best Magazine e U-Style. Torniamo a chi ha vinto? Ma vi sento un po' silenziosi. Volete sapere chi ha vinto? Ma no dai, lo diciamo un'altra volta. Edoardo, vieni qua, venite ragazze tutte davanti, la corona per Jesolo, lo scettro che glielo prestiamo, il braccialetto Suerte, il super paccone di Consorzio Sigillo Italiano, l'ingresso da Ewa Sport & Spa, l'olio Redoro, le acciughe dei Pescaori, la casatella di Soligo e tutti gli altri prodotti strepitosi, un buono shooting offerto dal nostro fotografo Paolo Stramare, un'intervista speciale per la tappa su U-Style con Andrea Rigone, un buono del valore di 500 euro, sempre per uno shooting. Fotografi, siete pronti? Sì! Quante foto avete fatto? 1000. Chi sopra è pronto? 1000 anche te, Silvio? Con 134 punti vince la fascia di Miss A1 Sport & Spa Jesolo con il numero 13 Diana Sali. Eccola, vieni Diana. Allora, la fascia, metti la fascia Edoardo. La corona, mettiamo dopo tutto il resto. Vai Diana, goditi questo momento! Voglio ringraziare tutti i presenti, grazie Piazza Milano, grazie a Jesolo, grazie alla Regione Veneto. Il nostro appuntamento è ogni domenica in TV su 7 Gold, i nostri daytime giornalieri su Radio Wow, 7 Gold, il Gazzettino di Venezia. Vi do appuntamento al prossimo venerdì a Rosolina Mare. Grazie a tutti e buona serata! Di bellezza, di passione. Miss Venice Beach, sei una stella. Amici Gini Ferro Team, prima tappa Jesolo, Miss Venice Beach 2025 conclusa. Così io passerei a intervistare la prima fasciata, che tra l'altro è una delle fasciate che è arrivata da più lontano, perché tu arrivi esattamente da Brescia e tu hai vinto la fascia di Miss Venice Beach per Atelier. Prego, presentati il nostro pubblico. Mi chiamo Elisa Ferrari, appunto vengo da Brescia e ho 18 anni. Che altro dire, frequento il liceo artistico di Brescia e questo è il mio secondo concorso. E come sei arrivata a conoscere Miss Venice Beach? Perché comunque da Brescia qua possiamo dire che la distanza non è una cosa così piccola. Sicuramente noi sappiamo che Miss Venice Beach è un concorso molto conosciuto sui social, ma cosa ti ha fatto conoscere Miss Venice? Cosa ti ha convinta a fare tutta questa strada pur di poter vincere Miss Venice Beach? Allora, per averlo conosciuto, l'ho conosciuto tramite un fotografo che non è di Brescia ma è venuto a farmi uno shooting a Brescia e mi ha parlato di questo concorso e poi io mi sono informata tramite la pagina social e ho visto che
era un concorso valido comunque. E Con delle buone potenzialità. Esatto, e non premiavano solo la bellezza, ma c'era anche una parte sul talento e sulla moda. Comunque esatto. Miss Venice Beach è un concorso molto conosciuto anche perché non guarda solamente la Miss al livello estetico e di sorriso, ma comunque fa i talenti, comunque fa vedere anche lo stile che potrebbe avere una modella in passerella, quindi non solamente la camminata da Miss. È un concorso che la chiude molto, quindi questo ti ha fatto convincere. Ti faccio una domanda scomoda. Nel caso in cui tu diventassi Miss Venice Beach 2026, pensi che riusciresti a stare dietro a tutti gli impegni? allora sicuramente per la distanza, come abbiamo detto prima, sarebbe un po' complicato, però ci metterei tutto l'impegno. Per il sogno di vincere la corona, diciamo che secondo me facciamo l'abbonamento alla Eni Station e sicuramente ce la facciamo, se no Elisa ti può prestare la splendida macchina elettrica che abbiamo qua dietro, così siamo ancora più a cavallo. Io ti ringrazio e noi passiamo alla prossima Miss. Grazie. Amici di Ferro Team, allora, la Gaia, lo sappiamo tutti, è lei, l'abbiamo vista, rivista, strarivista. Pensate che ha appena osato chiedermi cosa gli chiedo, con tutte le interviste che ti ho fatto, innanzitutto ti volevo fare i complimenti per la fascia. Grazie. Tra l'altro tu hai vinto la fascia quella di go-kart, quindi non vedo l'ora di vedere le tue storie che sarai in pista a provare. Come ti è sembrata questa serata? Tu comunque sei molto navigata nel mondo dei concorsi, ricordiamo che tu per un infortunio purtroppo hai dovuto fare una pausa, ma sei tornata più raggiante che mai. Più forte di prima. Assolutamente. Com'è stata questa serata? Una bellissima esperienza, l'avevo fatta anche 2 anni fa e quest'anno mi sono guadagnata un posto. Quest'anno infatti ti ho vista, perché comunque ricordiamo che Gaia è una ragazza giovanissima che ha iniziato molto presto, però bisogna dire che io che ti ho visto un po' crescere, diciamo, perché comunque sono 3 annetti ormai che ti vedo, sì. È cresciuta veramente molto. Secondo me questa sera tu la fascia te la sei più che conquistata. Grazie. Sei stata veramente molto brava, hai avuto una buona presenza di te in passerella, sei stata molto brava, anche hai parlato anche molto bene, quindi vuol dire che tutti gli sforzi che faccio, tutti gli esaurimenti, ogni tanto qualcosa entrano, ogni tanto entrano, però no, veramente orgogliosa che sei stata la tua insegnante, una persona di quelle che ti ha seguito, orgogliosa di questo tuo traguardo. Non vedo l'ora di vederti alla finale, mi raccomando. Adesso io ti lascio andare e passiamo alla prossima Miss. Bene, con Miss Venice Beach tappa Jesolo Consorzio Sigillo Italiano, io pretendo in primis lo sgabello, perché a queste condizioni secondo me non si può lavorare. Allora, questa ragazza altissima, bellissima e super rossa di capelli, con questo sorriso smagliante, appunto ha vinto la fascia di Miss Consorzio Sigillo Italiano. Ma presentati al nostro pubblico. Allora, ciao, io mi chiamo Gioia Cattelano, ho 15 anni, vengo da Jesolo in provincia di Venezia. 15 anni, cioè 25. Non importa, sorvoliamo sulla mia vecchiaia, la mia bassezza, sulla sua giovinezza e la sua altezza, sorvoliamo completamente. Era il primo concorso questo, tesoro? Beh, direi che hai iniziato alla stragrande. Come sei venuta a conoscenza di Miss Venice Beach? Me ne ha parlato la mia famiglia. La tua famiglia? Sì. Quindi la tua famiglia segue concorsi, hai qualcun altro che fa concorsi in famiglia? No, non ho nessun altro che fa concorsi, però comunque la mia famiglia viene a vederli. Ah, quindi loro, conoscendo la tua passione, hanno detto tesoro. Faccio una scuola di moda. Ah, e allora tu sei proprio caduta in piedi, possiamo dirla questa cosa, ecco perché eri preparata, va detto. Bene tesoro mio, pronta per la finale, sai che sarà una finale anche con trasferta, quindi voi starete per un periodo a fare l'Academy e poi in conclusione vi sfiderete a Cavendramina, a Venezia, che è comunque un palazzo storico importantissimo. Come la senti, anche se è distante, come senti di aver potuto vincere questa opportunità? Sono molto felice e molto emozionata per la finale. Ci può stare. Chi ti potrebbe mancare di più in quei giorni in cui sarai distante? La Grace. La Grace, chi è? Lei. Ciao! Curva Sud, tifoseria. Guarda che ti aspetto al casino, ti riservo una seggiolina così ti fiammi insieme. Voglio le bandiere, avvisati. È sempre bello comunque vedere che voi mi siete sempre accompagnati dalla vostra famiglia, dai vostri legami, è una cosa veramente stupenda. Questa è una cosa che secondo me non va neanche data del tutto per scontata, perché tante ragazze quando decidono di intraprendere questo tipo di percorso, tante persone o per invidia o per gelosia tenderebbero a staccarsi, e invece avere comunque i tuoi legami che restano con te deve essere una cosa veramente molto bella. Poi bello che comunque vedo che sei sostenuta da tutti. Tesoro, io ti ringrazio, ti lascio andare e noi ci vediamo con la prossima Miss. La trabocchetto, a chi vuoi spaccarlo in testa? Sempre lì, cadiamo. A chi non vuole spaccarlo in testa? Che mi sa che è più semplice a questo punto la risposta. No.
Amici di Ferro Team, abbiamo concluso perché Miss Venice Beach tappa Jesolo ce l'abbiamo qua, questa splendida mora che tra l'altro non se l'aspettava per niente, perché quando è stata chiamata lei era là che un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, e tesoro io ti ho portato in diretta, quindi avevo le telecamere su tutti i vostri visi e ho detto, ah no ma aspetta, il numero è il mio, e là è stata veramente una gioia. Stupenda, come ti sei sentita questa serata? Mi sono sentita molto emozionata, molto felice alla fine ovviamente. Poi stavo già perdendo un po' le speranze, però alla fine... Mai perdere la speranza, mai perderla. Ma raccontaci più di te, chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita? Allora, sono Diana, ho 20 anni, vengo da Ponte di Piave, nella provincia di Treviso. Mi sono appena diplomata da un istituto tecnico tecnologico statale, Vita Volterra a San Donà, in informatico. E niente. Una cosa molto corta comunque da mettere in curriculum, ma facilissima. Cioè una vuole assumerla, dice ok, alla seconda parola ha detto vabbè, assunta, perché prima che finisco di leggerlo e questa è già arrivata all'indeterminato di sesto livello probabilmente. Bene, hai vinto tutto questo, sei felice, piena di regali, è stata un'emozione. Primo concorso? No, non è il primo. Non è il primo, sei già stata navigata. Sì. Però questo l'avevi puntato da un po', mi sa, perché non ti ho io sono qua sempre, non è che ti avevo vista tanto gli anni scorsi, quindi l'hai puntato quando sapevi di poter ottenere la corona. Beh, giusto, esatto. Si gioca per vincere, lo sappiamo, tutti veniamo qui per poter vincere una fascia, esatto. Ci sta. Scettro, una fascia e anche la corona. Sì, fascia, corona e scettro alla faccia. Quanto pesa? Una decina di chili. Secondo me tantino. Fare i muscoli. Beh dai, facciamo un po' di... cioè alleniamo le braccia per poter strappare la corona, esatto. Alla nostra Miss Venice Beach 2025. Esatto. Ma a proposito di finalissime, come te la senti il poter adesso vincere la prossima corona? Tu sei stata la prima coroncinata di tutto il tour di Miss Venice Beach. Ora diciamo che mancherebbe la corona principale. Come senti di potertela prendere questa corona? Devo battere le altre ragazze. Devi batterle tutte. Sì. Anche perché sai che sarà una settimana intensiva con pagelle, anche quello farà voto sulla finale che farete. Quindi mi raccomando, ti voglio agguerrita, forte e carica come sei stata questa sera. E da me e da Miss Venice Beach tappa Jesolo è tutto. Conclusa la prima tappa di Miss Venice Beach. No, io continuo a tenere il banner del 2025 per l'anno 2026. Tappa Jesolo, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo portata a casa. Assolutamente. È stata una bellissima serata impegnativa, le ragazze. Splendide ragazze scelte. Sono state molto molto brave, tutte con un talento e anche brave sul palco, nella sfilata sia dell'abbigliamento con atelier che dei bikini. Insomma, si sono distinte. Siamo partiti col botto, vediamo le prossime. Caspita, adesso mi metti un'ansia da prestazione, Giulia. Assolutamente, sai che io ogni anno so che tu alzi l'asticella, quindi io alzo anche l'asticella delle aspettative, giustamente. Esatto. Tra l'altro questa sera MTG di Ferro Team, lo sapete che vi abbiamo portato in diretta Miss Venice Beach come ogni anno ormai da anni. Però, come avete potuto notare, con Elisa abbiamo deciso di cambiarla un po', di variarla. Però, ovviamente ci sono stati, come tutte le prime prove, un po' di problemi tecnici che però siamo comunque riusciti a risolvere. La tappa è stata vista da molti. Ti comunico, Elisa, che siamo arrivati anche negli Stati Uniti. Fantastico, pensa che ho guardato proprio l'altro giorno, perché me lo chiedevano i giornalisti del Gazzettino, l'analytics del sito. E insomma ci sono tipo 30 paesi del mondo che ci seguono, dall'Australia agli Stati Uniti, anche in Africa ci seguono. Guarda, dove c'è wifi, arriva Miss Venice, quindi dalla Norvegia, dalla Scandinavia, l'Italia, ovviamente l'Europa, speriamo la Francia. non ci arrivi una norvegese a vincere Miss Venice Beach, perché col trasporto non so come riusciremo a farla spostare. Già la bresciana mi ha fatto un po' d'ansia. Hai visto? Ma è la Miss Sigillo Italiano è di Torino. Sì, infatti. E guarda la cantante che ha vinto, è di Ferrara. Quindi comunque partecipano da tutta Italia e questo davvero ci fa piacere, perché vuol dire comunque che si parla di Miss Venice Beach non solo in Veneto e non solo nel nord Italia, ma anche in tante altre regioni. Questo grazie, direi, alla puntata nazionale con 7 Gold, che ci permette di entrare nelle case delle famiglie italiane. Assolutamente, ma io qua adesso vi faccio la richiesta, il fattaccio. Per i più affezionati che seguono il canale da tanti anni, lo sapevamo che Elisa ha detto che voleva fare delle tappe a Los Angeles, che poi alla fine è morta là. Però adesso io te ne ripropongo un'altra, ma delle tappe in ogni regione veneto, puoi fare la finalissima a Venezia Cavendramin. Sì. Non sarebbe una brutta idea.
Fare cosa? Fare le tappe in tutte le regioni d'Italia e poi ti fai la finalissima a Venezia come coronamento. Ovviamente Miss Venice Beach è nata a Venezia da tanti anni, ormai lo sappiamo, però sarebbe bello riuscire prima o poi a portare su ogni regione d'Italia. Ti ricordo tutto. che sono passati 15 anni dalla prima volta me che ho lo fatto Miss ricordo. Venice Beach e non c'ho più 20 anni, mia cara, quindi però Elisa è un impegno, è un bel però impegno sembra, grosso. quindi ce la possiamo Sì, fare. grazie. No, è vero, Miss Venice Beach è sempre cresciuto negli anni, dà sempre qualcosa di nuovo, è un impegno importante Quello perché sì. non c'è solo la sfilata di moda, ci sono davvero tantissime cose che devono combaciare l'una con l'altra e quindi Ricordiamo che comunque tu lavori con le spiagge, con tutti i comuni, con tutti i comuni balneari, con hai le tutti i aziende. sindaci sempre, cioè Pensa che tante all'inizio, cose devi far coincidere. I primi anni avevamo anche tutta la stagione invernale, quindi con A Tutta Neve, sì. che era una cosa che volevo riproporre, infatti ci sto lavorando su. E poi abbiamo fatto anche le ville d'arte, siamo stati i primi nel lontano 2011 quando abbiamo iniziato che eravamo nelle ville venete, le ville sì, perché poi storiche avevate fatto anche del territorio. Avevate quindi tanti consorzi voi che vi seguivano avevamo, sì, all'epoca, tutti i consorzi che vi di hanno promozione. comunque continuato a seguire, perché comunque tu fai anche degli eventi, comunque sei in Sì. tutte le fiere d'Italia, sei anche nel reparto storico, appunto, Ogni tanto mi domando delle di quante regioni. ore hai fatto il mio giorno. Secondo me, io che ti seguo, secondo me 75-76. Guarda, e alla fine arrivo ogni tanto, poi chiamo Mario e gli dico: Mario, non ho più ore di tempo per fare le cose. Però ce la fai sempre, siamo ce la arrivati facciamo, anche ce la qua, facciamo. abbiamo finito anche qua. Io Elisa, unico appunto, perché adesso bisogna anche buttarla su ridere alla fine, io ti chiedo un pesetto per lui la prossima volta, Va perché bene, l'ho ok. tenuto in piedi tutta Sei la stata sera. brava. E sei tu il mio pesetto, Giulia. Tutta la sera, tutta la Allora, sera. posso dirti, abbiamo patito tanto di quel caldo dietro le quinte E qua c'è che un'arietta. adesso una bella arietta me la godo tutta. Assolutamente, assolutamente, più che meritata. Anche perché mi ha detto che il tempo ha retto, perché comunque Sì. era un po' così. Però a Miss Venice Beach, come sappiamo, a quanto pare il meteo si fa da parte. Speriamo. Anche ce perché l'abbiamo le sempre tappe sono fatte. tante, ragazzi, quindi seguiteci perché abbiamo l'11 luglio a Rosolina, il 18 luglio a Caorle, il 25 luglio al Lido di Venezia, il 1° agosto a Sottomarina, l'8 agosto Conclusiva. a Pipione e poi facciamo il reality dal 1° al 6 di settembre, c'era anche il titolare di Assolutamente. Villa Sambuco e dopodiché il 14 settembre, domenica 14 settembre, una serata magnifica di gala ineguagliabile al Palazzo Vendramin Calergi, proprio nel cuore di Venezia. Assolutamente, dove è nato anche un po' Dove tutto. è nato? Dove è nato? No, tutto? è nato lì, No, ma pensa che i primi anni eravamo all'Hotel Danieli. No, è vero, In è vero, crociera. perché infatti l'avevamo anche detto, non so se ti ricordi, nel Esatto, quiz delle esatto, Miss, nel esatto, quizzone. sì. Nel Sì, quizzone sì, sì. abbiamo fatto varie cose, però possiamo dire che Miss Venice Pensa Beach che per le sono più stata- affezionate. Tu pensa che ci sono ancora ragazze che ci fermano e E vi chiedono? ci Ah, che bello, ma mi fa Miss piacere. Venice Beach è al casino, diciamo prevalentemente è ancora al casino, perché sì. per tutti Miss Venice Beach È avere il la casino, serata di gala al casino. Esatto, è vero. Pensa che dicevo, i primi anni abbiamo fatto, poi sono andati anche tanti altri concorsi, siamo stati i primi ad andare a bordo di MSC a fare sì. proprio le finali, quindi l'Hotel Danieli in Piazza San Marco, poi siamo andati in nave, quindi insomma siamo stati precursori di tantissime Poi Elisa, attività. fatalità, sono andati in nave tutti dopo. Ma guarda, tutti hanno fatto tante altre cose che abbiamo lanciato noi, ma va bene, è un altro L'importante discorso. possiamo dire è avere il brevetto del primo. Certo, mio marito dice sempre, si copia sempre dai migliori. Ciao G di Ferro Team. Amici di G di Ferro Team, io direi che questa serata si è ufficialmente conclusa. Siamo contenti come ogni anno di essere qui da Miss Venice Beach, ai suoi inizi come sempre, ormai sono 7 anni, anche 8 che lo seguiamo. Anni che portiamo le dirette, quest'anno vi portiamo dirette sempre più nuove, sempre più moderne, sempre più tutto. Io ringrazio tantissimo Elisa Bagordo, tutto il suo staff per averci voluto qui, ringrazio Mario Bonesi, Beatrice Tomada alla regia e soprattutto a voi amici G di Ferro Team, che senza di voi che ci seguite non potremmo essere qui a portarvi tutta questa bellezza, tutti questi concorsi sempre. Un bacio, buonanotte e ci vediamo alla prossima tappa di Miss Venice Beach 2025.